Professore, lei ha scritto il libro I viaggiatori italiani e stranieri in Sardegna e durante le sue presentazioni spiega anche il motivo. Può dirlo anche per noi di Sta Repubblica Sarda, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro e qual è l'utilità per il lettore? Io ho scritto molti libri di storia, quasi tutti per Alfa Editrice, libri su personaggi di valore. In una collana li abbiamo chiamati Feminas e Hominer de Gabbale, valenti, di prestigio, che sono andati per il mondo con pistocco in bertula, cioè sono andati per il mondo a diffondere, circuitare la nostra storia, la nostra civiltà, la nostra identità. A un certo punto però mi sono posto questo problema. Ma questi personaggi di cui io parlo esprimono la nostra identità dal nostro punto di vista. E ero incuriosito di sapere cosa pensano intellettuali di valore, Honoré de Balzac, Vittorini, Wagner, sulla identità nostra dal loro punto di vista. Perché la nostra identità certo dipende da quello che noi pensiamo di essere, però dipende anche da quello che gli altri dicono di noi e dobbiamo tenerne conto, altrimenti probabilmente costruiamo delle illusioni. Per cui è stato utilissimo per me selezionare 40 autori intellettuali, scrittori, poeti, generali, preti, nobili, accademici, sociologi, antropologi e scoprire il loro punto di vista. Spesso io non lo condivido, ma questo non vuol dire che non mi possa servire, che non mi possa essere d'aiuto. Quindi utilissimo per capire noi stessi, partendo dal punto di vista di inglesi, tedeschi, francesi, italiani, appartenenti a tutte le classi sociali, a tutte le culture, a tutte le professioni. Grazie professore.